Il countdown è arrivato allo zero e quindi si sta per dare il via alla terza corsa, il premio Marialti Romagna Beer, 8.800 euro la dotazione. Per questa corsa riservata a cavalli europei di 3 anni, vincitori da 5.000 a 15.000 euro in carriera. 1660 metri da percorrere, c'è Italo Baba un po' scarrierante dietro la macchina, addirittura la colpisce l'ala e adesso vediamo quali saranno comunque le scelte. Viene rimesso di trotto e prontamente da VP dell'Annunziata. Indiana Vica al numero con Cuglini, il 2 Italo Baba, VP dell'Annunziata, 3 Caromelio il Luongo, 4 Eilish Queen Vecchione, 5 Ipanema Ferm Alessio Di Chiara, 6 Iron Man Trio Giuseppe De Filippis. Sono i 3 cavalli che si daranno battaglia in questa terza corsa, partiti velocissima al via Icaro Mail che si mette davanti a Italo Baba, che comunque ha ripreso la macchina dopo le interperanze mostrate. Rimane a destra Eilish Queen e questa è una prima notizia di questo match. Terza posizione della corda per Ipanema Ferm. Vincenzo Luongo ovviamente ha preso la prima posizione, attende le mosse di Eilish Queen, che è il cavallo più appoggiato al gioco, e dopo 200 metri passati in 15 in ampio rallentamento Roberto Vecchione riesce a sfilare e si mette in prima posizione, non ancora completamente, ma l'operazione si compie dopo 300 metri con grande gradualità. Passano i 400 metri, 29,9, quindi siamo andati più o meno da 1,15, un po' scarsi, e la situazione vede che Eilish Queen comanda, Roberto Vecchione è in sediolo, seconda posizione per Icaro Mail e Vincenzo Luongo, e poi Italo Baba con VP dell'Annunziata, e alla sua destra si presenta Iron Man Trio con il numero 6, 45,7, i primi 600 metri sul piede dell'1,16. Roberto Vecchione gradua, segue sempre Icaro Mail e adesso arriva Iron Man Trio, e in schiena Iron Man Trio dopo 800 metri in un minuto un po' abbondante si mette Ipanema Ferm a prendergli la schiena. Rimane ultimo Indiana Vic. Ci avviciniamo verso il chilometro di corsa. Il chilometro di corsa viene raggiunto in questo momento alla media di 1,16,2 con Roberto Vecchioni, sempre che guida con grande sicurezza, ovviamente schiena indietro per tenere fermi gli ardori del proprio interprete Eilish Queen, e Eilish Queen ora deve dare una bordata ulteriore per scrollarsi di dosso Iron Man Trio, che comunque rimane minaccioso alla destra del sediolo. Entriamo nell'ultima curva e incomincia a scavarsi un piccolo fosso tra Eilish Queen e il resto del gruppo. Il resto del gruppo che si presenta in un terzetto con alla corda Icaro Mail, sembra il più credibile, 14,5 per percorrere la curva, e se ne va Eilish Queen. Eilish Queen, dopo che ha preso il comando, ha comandato con grande tranquillità e sicurezza. Al secondo posto il numero 3 di Icaro Mail, e poi abbiamo Italo Baba nella terza posizione, probabilmente quarto Iron Man Trio, che chiude il quartetto dei cavalli arrivati brillantemente nelle prime 4 posizioni. Andiamo quindi a fare i complimenti alla Eilish Queen, questo maschio baio di Stefano Bondi per l'allenamento di Harry Michael Rantanen, guidato da Roberto Vecchioni, questo maschio da Nadal Shiba e Blaze di Poggio, che si è aggiudicato la terza corsa del convegno di questa sera.